Valorizziamo tanto questo progetto perché è un progetto di grande valore sia per le ville storiche del Friuli Venezia Giulia, che ahimè purtroppo sono poco conosciute e poco valorizzate, anche in ambito giovanile, dove purtroppo non si ha la possibilità spesso di accedere se non in occasioni magari di wedding o di qualche particolare evento che apre le porte a questo tipo di situazioni, proprio per riuscire a coinvolgere in maniera massiccia e più diretta tutta quella che è il comparto giovanile, quindi una divulgazione anche mediante le scuole, una divulgazione storica, identitaria di ciò che riguarda il proprio contesto, il proprio territorio e il luogo dove si vive. Mettiamo a disposizione 3 ville, Villa Pace di Tavogliano, Villa Attems di Lucinicco in provincia di Gorizia e il Palazzo Orgnani di Udine, che saranno la sede in cui vengono esposte le opere. La nostra associazione raccoglie in questo momento circa un centinaio di dimore nel Friuli Venezia Giulia, di cui l'80% è prevalentemente sul territorio nelle campagne. Sono fattori identitari della società, una grande risorsa dal punto di vista non solo culturale ma anche economico, e come tali abbiamo avuto il piacere e sentito quasi l'obbligo di partecipare a questo progetto. Il progetto riguarda uno degli artisti, se non l'artista più importante della nostra regione, che è Giorgio Celiberti. Un progetto che abbiamo scritto e che la regione ha finanziato, che si svolgerà in un mix di arte del maestro Celiberti, le dimore storiche, quindi l'associazione AZZI che è partner di questo progetto, e poi abbiamo i comuni di Gorizia, di Udine e di Cividale. Ricordiamo Cividale sito UNESCO, che quindi lavora in simbiosi con il Club dell'UNESCO di Udine. Club dell'UNESCO di Udine che è il beneficiario ed è anche il coordinatore di questa proposta. L'ultimo partner è l'Associazione Alzheimer di Udine, perché? Perché oltre alla bellezza delle opere del Celiberti, che verranno esposte in una mostra semipermanente a partire da ottobre e fino a marzo nelle splendide dimore storiche della nostra regione, avremo anche un ragionamento da fare insieme appunto all'Associazione Alzheimer di quanto faccia bene alle persone che si avvicinano, ahimè, e sono sempre più alle malattie neurodegenerative, quanto faccia bene stare in luoghi immersi nel verde, pieni di verde come i giardini delle ville, ammirando queste opere molto belle. E poi il 5 ottobre a Villa Pace Perusini a Campolongo Tapogliano per ammirare queste meraviglie.